You ass! Come here, ass! Fuck! Ok, puoi entrare, ma tieni gli occhi chiusi. Eccomi, posso aprirli ora? No, mi vergogno. Ho capito, ma mica possiamo farlo così. Io li apro. No, aspetta. Lo sai che per me è la prima volta. Sì, lo so. Tu invece l'hai già fatto, giusto? Sì, certo, l'ho fattissimo proprio. Quante volte? Tantissime, tipo 30, 40. 30 o 40? Senti, ora basta, io apro gli occhi. Va bene, però aspetta. Ecco, sono pronta. Porca. Ti piaccio? Porca se mi piaci. Ok, allora cominciamo? Cominciamo. Forse dovresti abbracciarmi. Già, certo, abbracciati. Wow. Che roba rimarrà negli annali. E non ringraziarmi, per me è stato un piacere. Quando lo racconterò agli amici non ci crederanno. Cerca di non pensarmi troppo, eh. Ciao, ciao. Sì. Dai, vieni. No, mi vergogno. Ma di cosa? Su, vieni. Va bene, ma tu non ridere. Eccomi. Ecco, lo sapevo che ridevi. Guarda che le devi mettere dopo che ti sei, insomma... Alzato? Già. Ok. Bene, ora ti puoi alzare. Certo. Perché non sei eccitato? Ma se sono eccitatissimo, non capisco cosa mi succede. Nulla? Nulla. Magari potresti provare a dirmi delle parolacce, ti va? Ok, dunque. Cretino, deficiente, brutto rincoglionito. No, non così. Delle parolacce erotiche, tipo, che so, porco, maiale. Ah, scusa. Dunque, porco, maiale, porco. Funziona? No. E poi se continui a fissarmi così è peggio. Non potresti girarti dall'altra parte? Va bene. Forse è colpa mia che non sono abbastanza eccitante. Ti dico di no! No, lo so, è così. È colpa mia, non sono alla tua altezza, sono brutta. Oh, lo sapevo, povera me, tu ti meriti meglio. Con un'altra non avresti avuto problemi. Faccio schifo. Nessun pene si ecciterà mai con me, sono una nullita. Insomma, vuoi stare zitta un attimo, porca miseria? Cavone! Wow! Porca. Il preservativo, veloce! Ecco fatto. Oh, vieni qui, amore mio. Beh, e ora che succede? Mi sa che ho l'ansia da prestazione. Ho capito, però che cavolo, questa volta l'ansia da prestazione, l'altra volta l'eiaculazione precoce. Ecco, appunto, come non detto. Dove sei? Eccoti, vieni qui che c'ho voglia. Aspetta, ma che modi? Che c'è? Non ti va? Non mi va. Cosa? Com'è possibile? Ma non ti viene voglia a vedermi così tutto dritto e lucente? No, per niente. Ma come? Io se ti vedessi tutta aperta che mi corre incontro mi verrebbe voglia subito. Per forza, sei un uomo, per noi donne è diversa. E insomma, allora non si combina nulla? Dipende da te, fammi venire voglia, no? Ok, che ci vuole? Ti metto un film porno. No, grazie. Aspetta, lo so. Io mi tocco davanti ad un film porno e tu fai finta di spiarmi finché non sei eccitatissima e mi salti addosso e facciamo le stesse cose che fanno nel film porno, eh? Smettila, non mi eccita. Ok, allora ce l'ho. Prendo la telecamera e giriamo un film porno, eh? Che ne dici? Ma sei fissato con sto film porno? Mamma mia, quanto sei difficile. E che diavolo dovrei fare per farti venire voglia? Sentiamo. Non te lo devo dire io, cretino. Comunque, che so, potresti per esempio coccolarmi un po', darmi prima qualche bacetto, poi sussurrarmi parole dolci nell'orecchio. Ma cosa c'entra tutto questo col sesso, scusa? C'entra e come, vedi? Se tu una volta arrivassi con un cesto di rose rosse e mi cantassi una serenata in ginocchio, ecco, quello mi farebbe venire voglia, capisci? No. Ok, allora niente più sesso. Oh vagina, quanto sei carina, queste rose son per te, cos'hai tu per me? Addio! Ho sbagliato qualcosa.
Ah, proprio te. Mi togli una curiosità? Sì, a volte fingo per farti contento. No, non era questo che volevo chiedere. Come sarebbe a dire che a volte fingi? Sì, ma mi piace lo stesso. Ma fai finta o ti piace? Tutte e due. Pensi che io sia scemo? No, io, al contrario di te, non ho bisogno di arrivare all'orgasmo per star bene. Ma visto che so che a te fa piacere, faccio finta, così sei più contento. Non c'è niente di male. Ok, pensi che io sia scemo. E la prima volta che l'abbiamo fatto, hai finto anche lì? Non me lo ricordo. Tu te lo ricordi benissimo! Uffa. Sì, la prima volta ho finto. Contenta adesso? Pazzesco, tutto finto. Mi hai sempre ingannato. Guarda che tutte fingiamo. Anche le tue ex fidanzate sicuramente lo facevano. Le mie ex fidanzate non ne avevano bisogno, cara. Con me l'orgasmo era Scusa un attimo. Pronto? Ah, ciao. Ma che sorpresa. Come sta? Ah, capisco. Allora, ciao. Chi era? La mia ex. Anche lei fingeva.